Siamo rimasti a Pasqua e Pasquetta senza uova per i nostri figli per colpa della dirigenza comunale, delle attività produttive. Mi hanno levato un lavoro dopo 22 anni in una piazza conosciuta dove avevo dei clienti, venivano a vedersi le partite, stavamo tutti bene. Per 2 tavolini in più mi hanno revocato la licenza e mi hanno levato il permesso, come stanno levando il permesso a tutta Cagliari per 4 tavolini in più che ci sono nei bar e nei locali. Stanno facendo stragi. Abbiamo fatto una manifestazione qualche settimana fa, ci hanno devastato, non la chiamano, questa non lo chiamano fascismo, dittatura, ci hanno devastato, ci hanno fatto i controlli da testa ai piedi, non funziona così la vita, non funziona così loro prendendo sugli stipendi alti e non morendo di fame. Noi vogliamo lavorare, abbiamo fatto questa manifestazione. Cosa chiedete all'amministrazione? Chiediamo di ridarci il lavoro e di ridarci i permessi per lavorare, di non chiuderci le attività come vogliono loro e di non fare figli e figliastri, se no non prendono nemmeno un voto questa volta.